Buonasera, alle principali notizie. A Palermo terza intimidazione a un imprenditore edile di Misilmeri. Continuerò sempre a denunciare qualsiasi forma di ricatto e di estorsione, dice, danneggiati i mezzi dell'impresa che sta eseguendo degli appalti nel palermitano. A Catania colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte al Tondicello della Playa. Non ci sono feriti, ma il quartiere resta una roccaforte dello spaccio e di violenza tra bande. Intanto la città è prima nel paese per rapine in banca. Ad Agrigento è stato utilizzato un escavatore come ariete per sfondare la saracinesca di una gioielleria nel centro di Licata. Un comando di 6 uomini entra in azione in pieno centro. Caro carburanti in Sicilia, rincari e blocchi alla raffineria di petrolio, agricoltori e trasportatori pagano il prezzo più alto d'Italia. Il governo ha deciso tagli alle accise, ma l'effetto sui consumatori resta incerto. Ragusa l'attesa infinita di un paziente oncologico che deve aspettare un anno per una visita di controllo. Il comitato articolo 32 denuncia disorganizzazione e carenze nella gestione delle prenotazioni. Calcio, Palermo espugna Carrara grazie al solito Poyampalo e porta a casa una vittoria che pesa nell'ottica promozione. I rosanero soffrono contro la Carrarese ma restano in scia nel secondo posto, ora distante 3 punti. Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Trapani di altri 5 punti, ma la società ha evitato l'esclusione dalla Serie C. Eccoci, buonasera. E dunque nuova intimidazione a un imprenditore edile di Misilmeri, danneggiati i mezzi dell'impresa che sta eseguendo alcuni appalti in provincia appunto di Palermo. Nell'arco di pochi mesi è il terzo episodio denunciato. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Non dobbiamo piegarci, continuerò sempre e comunque a denunciare. È amareggiato ma irremovibile Giusto Giordano, la cui impresa edile ha subito l'ennesimo danneggiamento. Gli autocarri dell'imprenditore sono stati oggetto di una vera e propria sassaiola, con gravi danni alla carrozzeria e ai vetri. Non mi piegherò mai a forme di ricatto, dice Giordano, che ha presentato un esposto ai carabinieri. Nell'arco di pochi mesi è il terzo episodio denunciato all'imprenditore di Misilmeri alle forze dell'ordine. Un primo caso nel territorio di Casteldaccia con danneggiamenti dei vetri degli automezzi parcheggiati in un cantiere. Pochi mesi fa un cantiere di piano stop a Misilmeri trovò i lucchetti della recinzione della struttura impregnati di colla. Il mio messaggio è chiaro, dice Giordano, chiunque abbia intenzione di estorcere denaro da me troverà sempre la porta chiusa. Continuerò a lavorare come ho sempre fatto dalla mattina alla sera per andare a dormire con la coscienza a posto. Ma non è l'unico episodio, altri 3 negli ultimi giorni ne sono avvenuti. Una tabaccheria in via Messina Marina è andata in fiamme la scorsa settimana, mezzi dati alle fiamme al titolare di un parcheggio e fuoco appiccato anche a un'impresa. Tutte intimidazioni a commercianti e imprenditori di Palermo che hanno denunciato richieste di estorsione. E si torna a sparare a Catania, raffica di colpi al Tondicello della Playa, ma nessun ferito. Il servizio di Lorena Dolci. Notte di spari a Catania, diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi prima di mezzanotte. Intorno alle 23:30 la telefonata alle forze dell'ordine. Questa è la scena descritta. Decine di moto, un corteo di mezzi a 2 ruote che fa carosello attorno a Piazza Caduti del Mare, che tutti a Catania chiamano Tondicello della Playa. Gli agenti di polizia trovano 10 bossoli esplosi da 3 armi diverse. Non ci sono feriti né si registrano danni. Secondo una prima ricostruzione, i colpi sarebbero stati esplosi in aria. In quartieri dove le armi circolano sempre più liberamente, anche gli spari diventano uno status symbol di forza e di appartenenza. Altri bossoli erano stati trovati proprio pochi giorni fa, nello stesso incrocio, considerato uno dei fortini dello spaccio. Sempre qui, alcuni anni fa, una pattuglia di agenti era stata aggredita dagli spacciatori che volevano arrestare. A seguire blitz e pugno duro, ma la droga continua a scorrere. Le rapine in banca sono in calo, ma nella classifica redatta dalla Fabi, che è il sindacato proprio dei bancari, la Sicilia ha il primo posto e il primato spetta proprio a Catania. Altri dati: i rapinatori entrano quasi sempre dall'ingresso principale, 10 minuti il tempo medio del colpo. Ancora Lorena Dolci.
Dal classico "Mani in alto, questa è una rapina", il cinema ha dedicato addirittura un genere agli assalti più o meno pianificati. Non sempre quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono degne di essere definite il colpo del secolo. Gli ultimi dati ci dicono che calano le rapine in Italia, ma la Sicilia occupa il primo posto di questa classifica con 10 colpi in un anno e un rapporto di una rapina ogni 100 sportelli. Seguono Lombardia e Campania. Il primato nell'isola spetta poi a Catania con 6 rapine nel 2023, sul podio anche Palermo. Maggiori rischi, ma non sempre maggiore bottino. Ci sono ormai misure che limitano la presenza di contante nelle casse. Molte filiali non hanno servizio di cassa e laddove c'è comunque ci sono dei cassetti blindati che non consentono l'accesso al contante. Si rischia di avere un bottino inferiore a quello che si può avere rapinando la tabaccheria. La statistica raccolta dal centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine a fine 2025 ci dice che i malviventi agiscono prevalentemente in coppia, ma anche da soli, quasi sempre mascherando il volto. Fanno ingresso dalla porta principale e hanno molta fretta, 10 minuti il tempo medio. Altra curiosità, giorno preferito il venerdì, spesso all'apertura tra le 9 e le 10. Per minacciare cassieri e dipendenti, i rapinatori brandiscono armi da fuoco o armi da taglio. È assolutamente indispensabile aumentare le misure di sicurezza, ripristinare la guardiania armata nelle filiali più a rischio e poi occorre una sinergia tra forze dell'ordine, istituzioni e le banche stesse. E a proposito di rapine, a Licata, nell'Agrigentino, un escavatore è stato utilizzato come ariete per sfondare la saracinesca di una gioielleria proprio nel centro del paese. Un comando di almeno 6 uomini entra in azione la notte scorsa in Corso Umberto, ma poi scappa all'arrivo dei carabinieri. Davide Sardo. Assalto nella notte nel centro di Licata, dove un comando ha preso di mira la gioielleria La Cagnina di Corso Umberto utilizzando un escavatore per sfondare la saracinesca dell'attività commerciale. Secondo una prima ricostruzione, almeno 6 o 7 malviventi sarebbero arrivati sul posto con 2 auto e un autocarro sul quale era stato caricato il mezzo meccanico. Una volta entrati in azione avrebbero utilizzato l'escavatore per demolire l'ingresso della gioielleria e riuscire così a introdursi all'interno del negozio. Dopo aver fatto irruzione l'attività commerciale, i banditi si sarebbero impossessati di gioielli e preziosi per poi darsi alla fuga. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato. Ingenti danni provocati alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato l'area per consentire i rilievi. Avviate le indagini per risalire ai componenti della banda che ha messo a segno il colpo nel cuore della città. La Sicilia paga caro l'aumento del costo del carburante, i prezzi praticati dai gestori sono tra i più alti in Italia, quasi tutto viaggia su gomma, agricoltura e pesca, i settori più danneggiati. Il governo adesso studia il meccanismo delle accise mobili. Sentiamo Luca Ciliberti. Un giorno all'altro e sono quasi 25-30 centesimi in più al litro. Va tutto bene, no? No, non va proprio per niente bene. 10 euro di benzina, 1,80 euro direi che è un furto. Alcuni sono arrabbiati, altri rassegnati. Interessa però. Che facciamo? Bisogna muoversi. Che ci faccio? La Sicilia è una delle regioni in Italia dove il rincaro del prezzo del carburante è più evidente. Pagano caro agricoltori, pescatori, ma anche tutte quelle categorie del trasporto merci. Tutto quasi su quest'isola viaggia su gomma. All'impennata dei prezzi generata dal conflitto in Iran si aggiunge anche il contenzioso giudiziario e finanziario tra ISAB e Lukoil Italia per la gestione della raffineria di Priolo. Le compagnie petrolifere giustificano questi aumenti repentini col fatto di dover capitalizzare in previsione dei forti aumenti che ci saranno nei prossimi giorni dovuti al blocco soprattutto dello stretto di Hormuz. Senta, non c'è dubbio che qui c'è, almeno per tanti, un fenomeno di speculazione, è così? Beh, per i distributori dei carburanti non parlerei di speculazioni perché noi, oltretutto, chi gestisce un impianto con una bandiera storica non possiamo speculare perché noi abbiamo un prezzo imposto dalla compagnia. Il discorso è diverso per i privati.
Per contenere la corsa dei prezzi del carburante, il governo intende utilizzare l'extragettito IVA generato dai rincari per ridurre le accise su benzina e gasolio. La procedura è molto tecnica, ma in breve prevede la possibilità di tagliare le imposte quando il prezzo del carburante aumenta sulla media del precedente bimestre. Al momento non è possibile quantificare il taglio, la richiesta delle associazioni dei consumatori è di almeno 10-15 centesimi al litro. Lo scenario più verosimile è una riduzione sotto i 10 centesimi. Vale la pena ricordare che nel 2022, all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, il governo Draghi tagliò di 30 centesimi al litro il costo dei carburanti. Adesso a Ragusa vi raccontiamo l'attesa infinita di un malato oncologico che, pensate, deve aspettare un anno per una visita di controllo. Veronica Barbarino. Un anno di attesa per una visita oncologica all'ASP di Ragusa. È l'ennesimo caso sollevato dal Comitato Articolo 32 che si interroga ancora una volta sull'organizzazione del sistema sanitario e sul rispetto dei tempi di assistenza per i malati più fragili. Il protagonista della storia è un paziente con esenzione 048, il codice che identifica i malati di tumore e garantisce loro specifiche tutele e priorità nelle prestazioni sanitarie. Il medico curante gli aveva prescritto una visita di controllo per monitorare l'evoluzione della malattia. Al centro prenotazioni, però, il primo appuntamento disponibile è nel 2027. Appare assolutamente incomprensibile come un sistema regolato dagli algoritmi o eventualmente verificato dal personale addetto, nessuno mette in evidenza la incongruenza tra la data prevista dal medico curante e la data assegnata. Allo sportello del centro prenotazioni, infatti, nessuno avrebbe segnalato l'anomalia né proposto soluzioni alternative. Un comportamento che solleva dubbi sulla gestione delle liste d'attesa e sulla formazione del personale addetto alle prenotazioni. È opportuna una azione di verifica, di controllo del sistema organizzativo all'interno dell'azienda sanitaria di Ragusa. Un ennesimo grido all'attenzione, perché dietro una prenotazione rinviata di un anno c'è la vita di una persona che aspetta. Adesso a Catania, dopo l'incendio in un capannone abbandonato in via Playa, cresce l'allarme diossina. Chiuso in via precauzionale l'istituto Dusmet Doria, genitori degli alunni. Troppi incendi, abbiamo paura per i nostri figli, dicono. Tonino De Mana. Scuola chiusa per rischio diossina, un tratto di via Playa off limits per rischio crolli. Nella zona sud di Catania tiene banco la parola rischio, questa volta per un incendio di spazzature e materiali di risulta che si è sviluppato in un capannone in disuso. Dopo 2 giorni e mezzo l'incendio è stato domato, resta qualche focolaio e soprattutto l'odore acre che rende irrespirabile l'aria. Il personale di ARPA Sicilia ha installato un campionatore ad alto volume per il prelievo del particolato presente per valutare la presenza di diossina. Nel frattempo, a scopo precauzionale, il sindaco Trantino ha disposto la chiusura dell'istituto comprensivo Dusmet Doria Plesso di via Playa, lucchetti nei cancelli della scuola e niente lezioni per il sollievo dei genitori degli alunni. Ha preso fuoco vicino alla scuola e quindi con i fumi tossici noi ci siamo anche preoccupati perché i bambini non possono respirare quest'aria, giustamente, che non sappiamo cosa c'era dentro. Non è la prima volta che succede e noi abbiamo fatto anche tante richieste, tante segnalazioni. Anche l'anno scorso è successo questa cosa. Se ci ricordiamo è stato anche l'anno scorso. L'incendio ripropone l'emergenza sicurezza in una zona dove vecchi insediamenti industriali e capannoni abbandonati rappresentano solo un pericolo per i passanti, un rifugio di fortuna per senza tetto ed un luogo di lavoro, si fa per dire, per malviventi che continuano a depredare cavi di rame a caccia del cosiddetto oro rosso. A Niscemi il ritorno alla normalità è ancora lontano, rientri rallentati, affitti alle stelle e nuove preoccupazioni per il fronte franoso vicino all'area del MUOS. GR Italia. Dopo la prima parziale riapertura della zona rossa, Niscemi prova lentamente a ritrovare un minimo di normalità, ma a una settimana dal via libera ai rientri le difficoltà restano ancora molte. In diverse abitazioni della zona liberata la fornitura di metano non è ancora stata riattivata e molti degli ex sfollati continuano a vivere da amici e parenti. Alcuni hanno scelto addirittura di trasferirsi a Gela, spinti anche dall'aumento degli affitti registrato nelle ultime settimane. Proprio da Gela era partita l'idea di realizzare una new town nella piana, una proposta che però molti niscemesi hanno respinto, rilanciando
lanciando invece sull'idea di ricostruire e far rinascere la città dove si trova oggi. L'obiettivo, spiegano dal comitato nato dopo l'evento franoso, è trasformare la tragedia in opportunità, puntare su edifici antisismici, efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni sostenibili, senza spostare l'intero centro abitato, ma intervenendo soltanto nelle aree più esposte a rischio. I cittadini devono richiedere fondamentalmente un aiuto allo Stato e agli enti competenti per ripotenziare Niscemi sotto un tessuto urbanistico che già esiste. Significa dare la possibilità di potenziare l'efficienza energetica degli immobili e ovviamente anche lavorare nell'ottica antisismica. Intanto però cresce la preoccupazione per un altro possibile fronte di stabilità segnalato nella zona del MUOS. Un video girato lungo la strada che porta al cancello 3 della base ha riacceso il dibattito sulla pericolosità di un eventuale smottamento del campo antenne. Per questo è stata richiesta la pubblicazione dei monitoraggi idrogeologici e strutturali dell'area per capire se eventuali movimenti del terreno possono incidere sulla stabilità delle parabole e rappresentare un rischio per la popolazione. Una breve pausa, poi oggi è la giornata nazionale dello sciopero indetto dai sindacati di base. Alla manifestazione hanno partecipato anche molte donne per affermare ancora una volta i loro diritti. Oggi giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base. Si fermano alcune categorie nel mondo della scuola, dei trasporti, della sanità e a manifestare sono soprattutto le donne che vogliono far affermare i loro diritti. Marco Gullà. Scuola, trasporti, sanità. È giornata di sciopero generale oggi in tutta Italia, uno sciopero proclamato da diversi sindacati, ma quella di oggi è anche una giornata di manifestazione per i diritti delle donne che arriva a braccetto con l'8 marzo. Qui siamo davanti al Teatro Massimo a Palermo. Crediamo nelle reti, crediamo nella forza delle azioni collettive, crediamo che solo insieme possiamo contrastare le radici profonde delle disuguaglianze. Ancora oggi i diritti delle donne hanno necessità di essere difesi e portati in piazza, sia da un punto di vista del lavoro che da un punto di vista della dignità umana. Una donna presente alla manifestazione ci dice: in un ristorante di Palermo svolgevo la stessa mansione di un uomo, io però percepivo molto di meno rispetto a lui. Noi donne facciamo particolare fatica, fondamentalmente ci si sostiene e ci si sostituisce a quello che dovrebbe essere il welfare. I sindacati ribadiscono: il mondo del lavoro in Sicilia è sempre più precario. Questa donna attende un contratto da 28 anni. Ogni volta c'è una data che viene sempre rinviata e sono passati ben 28 anni. Vedremo che cosa accadrà. Randagismo, la zona industriale di Catania, un vertice per individuare strategie condivise tra Confindustria, Comune e ASP. Tonino De Mana. Dalle buche stradali alla scarsa illuminazione, passando per l'emergenza randagismo. L'ennesimo allarme risuona alla zona industriale di Catania, dove ogni giorno migliaia di persone si spostano per raggiungere le rispettive sedi di lavoro e chiedono di poterlo fare in sicurezza, alla luce di continue aggressioni da parte di numerosi cani cosiddetti morsicatori che si aggirano nella zona sud di Catania. Se ne è parlato in Confindustria, dove attorno a un tavolo si sono trovati anche rappresentanti del Comune di Catania e dell'ASP. Cani randaggi che spesso anche la sera con la scarsa illuminazione che c'è all'interno della zona industriale sbucano da dietro le macchine o dalle traversine. Noi non conosciamo questi cani e non abbiamo un censimento, non sappiamo se i cani hanno delle targhette, se sono stati vaccinati, se hanno dei microchip. Siamo ben contenti che l'amministrazione pubblica abbia accolto il nostro invito a fare un ragionamento condiviso su queste tematiche, perché le riteniamo siano fondamentali prima di tutto per la sicurezza. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di definire strategie condivise per affrontare e risolvere in modo efficace l'emergenza randagismo. Breve pausa alla pagina dello sport con il calcio. Il Palermo vince a Carrara, mentre il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Trapani di altri 5 punti. Eccoci al calcio, Palermo cuore e sofferenza. I rosanero vincono 1-0 a Carrara e si avvicinano alla zona promozione diretta. A decidere il match il solito Poyampalo. Marco Gullà.
Segna sempre lui e il Palermo centra una vittoria che ha il sapore della svolta. A Carrara i rosanero vincono 1-0 con la rete numero 20 di Poyampalo, bravo a capitalizzare una delle pochissime palle gol del match. 3 punti che permettono ai siciliani di avvicinarsi al Monza, secondo in classifica, adesso distante solo 3 punti. Ma quanta sofferenza per la banda di Inzaghi. Se il calcio fosse come la box, sicuramente ai punti sarebbe finita quantomeno in pareggio, anche perché la Carrarese ha collezionato palle gol su palle gol. Ma andiamo per ordine. Inzaghi fa riposare Segre, mette dentro Gomez, al posto dello squalificato Pierozzi c'è Gyasi. L'equilibrio regna nei primi minuti, il Palermo però la sblocca al 18°. Augello recupera un pallone alto, Palumbo di testa serve l'Edo Aron che di prima trova poi Ampalo con una palla molto precisa. Il finlandese davanti alla porta. È una sentenza, è 1-0. La Carrarese però reagisce, il Palermo gira a vuoto e soffre le avanzate dei toscani. Così Finotto colpisce clamorosamente il palo dopo un'azione rocambolesca. Augello salva e spazza via. La Carrarese attacca, il Palermo si difende come può. Prima del tramonto del primo tempo, altro clamoroso palo dei locali, lo colpisce, questa volta Torregrossa. Inzaghi corre ai ripari, fuori Gomez e Gyasi, dentro Segre e Beresischi. L'atteggiamento dei rosanero cambia leggermente, Segre prova a suonare la carica e lotta su ogni pallone. Zanon e Finotto sono imprecisi sotto porta, Joronen è comunque una sicurezza. Il Palermo la può chiudere con Ceccaroni che prima colpisce di testa sulla schiena di un avversario e poi con la punta del piede costringe Bleve a un miracolo che salva il risultato. Nel finale il Palermo respinge l'arrembaggio della Carrarese, alza le braccia al cielo e porta a casa 3 punti fondamentali. E sabato c'è lo scontro diretto a Monza. Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Trapani di altri 5 punti, ma la società granata ha evitato l'esclusione dalla Serie C. Sergio Colosi. Per il Trapani 5 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso e un'ammenda di 1.500 euro. A stabilirlo il Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento dello scorso 3 gennaio per violazioni di natura amministrativa del club Granata, che però ha evitato l'esclusione dal campionato, grazie all'accoglimento della tesi difensiva con la precedente sospensiva delle cartelle ottenuta dalla commissione tributaria. Entro 10 giorni le motivazioni, poi l'appello. Diventano complessivamente 20 i punti tolti alla squadra di Aronica, che scivola al penultimo posto a quota 23. A 22 il Foggia ultimo, diventa terzultimo a 24 il Siracusa, in attesa di una nuova penalizzazione che interesserà la società azzurra ma anche il Trapani per mancati pagamenti alla scadenza del 16 febbraio. Prima di chiudere una curiosità, a Palermo una folla di nomadi digitali arrivati da ogni parte del mondo per una settimana parteciperà all'Italia Nomad Fest, l'iniziativa dedicata alle nuove comunità internazionali di professionisti che lavorano da remoto. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.